Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie cara Sveva, amici e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1026 di oggi, giovedì 3 luglio dell'anno del Signore 2025, cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Auto da Fe di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin e molto altro ancora. Vediamo anche il nostro ragguaglio, le coordinate a cui incrociamo, 340 670 9659 per le vostre zap o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 029294 7222 quando lo dirò io per le vostre telefonate. Io voglio augurare buon lavoro alla nostra Sveva, grazie come sempre. E allora, già che ci siamo, cominciamo la nostra trasmissione. Sveva, se sei pronta, manda pure il diritto e il rovescio di Pierluigi Magnaschi. L'unico modo per riuscire a domare l'aggressività russa nei confronti dell'Ucraina è cercare di asfissiare Mosca dal punto di vista economico. La Russia infatti possiede un PIL modesto. Esso, nonostante l'immensità della sua superficie, è pari a quello dell'Italia, che non può certo essere considerata una potenza globale. L'Europa da 3 anni a questa parte sta varando delle sanzioni economiche nei confronti di Mosca, ma si vede che esse hanno la tenuta di un colabrodo. Non a caso, infatti, la UE è stata costretta in questi giorni a varare il 17° pacchetto, a dimostrazione che i precedenti evidentemente non hanno funzionato.
La Russia infatti, grazie ad una flotta di 340 petroliere fantasma, molte delle quali vecchie e malandate, riesce ancora ad esportare il suo greggio ad un prezzo superiore al price cap europeo di $60 al barile, che adesso si vorrebbe abbassare a $45. Questo petrolio viene venduto sui mercati asiatici e poi magari ritorna in Europa sotto forma di benzina, gasolio e altri prodotti raffinati. Ecco perché era necessario un giro di vite, speriamo che sia più efficace dei precedenti. Soprattutto speriamo che questa guerra finisca al più presto possibile, che è la cosa più importante, non fosse altro per l'enorme sacrificio di vite umane che essa comporta. Va bene, sono le 18:20, mentre noi aspettiamo di entrare in contatto con l'onorevole Alessandro Giglio Vigna, perché con lui avremo un qui Parlamento veramente davanti all'ennesima eurofollia che ascolterete tra poco direttamente da lui, perché francamente io veramente resto esterrefatto davanti a quello che si propone di fare l'Unione Europea, per cui a maggior ragione adesso aspettiamo un attimo di entrare in comunicazione con l'onorevole Alessandro Giglio Vigna e poi avremo modo di, diciamo così, di trarre le nostre conclusioni e di ascoltare il suo intervento nel qui Parlamento. Intanto vi do un ultimo aggiornamento con l'ANSA, l'annuncio di Putin, oggi avrò una telefonata con Trump, in corso il colloquio. Il Financial Times, Zelensky parlerà domani con Trump. Zelensky, contiamo sugli USA, l'Europa non ha gli stessi mezzi. Media, ex sindaco filorusso di Lugansk ucciso in un attentato. Ancora, Fratelli d'Italia, il dibattito sulla cittadinanza. La legge va bene così. Forza Italia, noi siamo per lo Ius Italia, se passa, passa con chi la vota. Ancora il dramma di Diogo Jota, Antonino, scusami se sposato ti da pochi giorni. interrompo. Abbiamo Sì, l'onorevole in linea allora quando vuoi. vai pure, qui Parlamento. Qui Parlamento. E allora io voglio salutare l'onorevole Alessandro Giglio Vigna, lo ringrazio come sempre per la sua cortesia e per la sua disponibilità. Onorevole, buonasera e bentornato. Qual è l'ultima eurofollia? Grazie a tutti intanto e un saluto agli Prego. ascoltatori di Radio Libertà. L'ultima eurofollia sono queste uscite della Presidente della Commissione Europea, della von der Leyen, sull'abbattimento, la cosiddetta zero emissioni di carbonio per il 2050 e 90% entro il 2040. Ma allora noi ribadiamo due cose. Uno è che anche se l'Europa azzerasse veramente le emissioni di carbonio, il problema non sta in Europa, perché il resto del mondo continua a inquinare. La Cina, l'India, i paesi del terzo mondo sono molto distanti da quelle che sono le nostre politiche ambientali, e due, che questo distrugge, ammazza la nostra economia, la nostra industria, il mondo del lavoro. Quindi da parte dell'Italia c'è una levata di scudi da parte di tutte le associazioni di categoria, da parte di Confindustria, da parte dei sindacati e ovviamente da parte della Lega, che ribadisce il tema della neutralità tecnologica, che dice che l'ambiente è di sicuro da tutelare, ma che questo non va fatto a scapito delle politiche sociali, a scapito del mondo del lavoro, delle imprese. Insomma, va bene una transizione verde, ma che sia socialmente sostenibile da lavoratori e da imprese. Noi siamo veramente molto delusi da questa uscita della von der Leyen, ma questa volta lo diciamo veramente, lo diciamo con una nota di delusione in più, perché negli ultimi mesi sembrava che un po' di realismo
stesse arrivando nei palazzi di Bruxelles. Abbiamo sentito il commissario europeo ai trasporti, per esempio, parlare di neutralità tecnologica, comunque parlare di una certa condivisione con quello che diciamo noi come Lega, con quello che diciamo come Italia, e questo è un rigurgito di turboambientalismo che, devo dire la verità, purtroppo non ce l'aspettavamo. Pensavamo che le cose stessero migliorando, gli ultimi mesi ci davano qualche speranza in più. Il fallimento delle politiche ultraecologiste, sempre più paesi sono allineati con questo tema della neutralità tecnologica per l'Italia, che, tanto per intenderci, magari qualcuno che non mastica il linguaggio politico, neutralità tecnologica vuol dire che non bisogna puntare tutto sull'elettrico, ma per esempio bisogna continuare a fare ricerca sul motore endotermico, diesel di ultima generazione inquina meno dell'elettrico, biocarburanti, idrogeno, i fuel e via dicendo, e non chiudersi solo unicamente sull'elettrico, che distrugge la filiera dell'automotive e ci manda nelle mani invece della Cina dal punto di vista economico, perché la filiera del litio sta praticamente tutta nelle loro mani. Va bene, prendiamo atto di queste dichiarazioni della Presidente della Commissione europea, e come sempre come Lega promettiamo battaglia su questi temi, promettiamo battaglia e di sicuro non arretriamo davanti a questa ennesima provocazione e davanti a questa ennesima sfida. Quindi tutte le istituzioni, dalle regioni a Roma all'Europarlamento fino alle piazze, la Lega è pronta a dare battaglia e a non far passare questa ennesima eurofollia, che ripeto, questa volta non ce l'aspettavamo. Pensavamo che si stesse andando verso una razionalità e un modo un po' più serio di affrontare la faccenda ambiente, un modo un po' più serio e lasciando soprattutto spazio agli stati e non accentrando tutto su Bruxelles. Senta, ma c'è un modo per cambiare quest'andazzo? È mai possibile che questi decidano tranquillamente, fregandosene in fondo di quello che vuole la gente, di quello che la gente desidera, dei problemi soprattutto della gente? Ma allora, che è la cosa più grave. Il modo è quello di fare come abbiamo fatto e come stiamo facendo negli ultimi mesi e negli ultimi anni. Abbiamo visto queste politiche ecofolli, dal regolamento imballaggio, le case green, insomma tante altre idee naufragare o arrivare poi a essere votate in modo molto più blando, molto più soft, oppure proprio a stopparsi. E questo perché questo non è un caso, non è che tutte queste politiche estremiste si sono poi alla fine arenate perché a un certo punto hanno cambiato idea. No, molto semplicemente noi come Italia abbiamo fatto squadra con altri paesi, abbiamo fatto squadra con altri governi, e noi come Lega abbiamo fatto squadra con altri partiti politici in Europa fino a trovare delle alleanze e a trovare tanta gente come noi in giro per l'Europa che la pensa come noi e che pensa che le cose vadano affrontate in modo diverso, e quindi che pensa che tutte le tecnologie vadano affrontate, non ci deve essere l'ideologia dell'elettrico, che pensa che gli stati devono avere più potere nella decisione di come raggiungere certi obiettivi che li vogliamo raggiungere, ma li vogliamo raggiungere con le tempistiche che diciamo noi,
che decidiamo noi, che decidono gli stati, lasciando spazio ovviamente alle regioni, che sono degli elementi importantissimi per il nostro tessuto istituzionale. Quindi si fermano così, facendo asse con i tanti altri in Europa che la pensano come noi, e sono tanti. E se andiamo a vedere poi i cittadini, al di là poi dei partiti politici, degli esponenti politici, dei governi, la maggior parte degli europei la pensa come la pensiamo noi. E questa è la cosa più importante. Onorevole, io la ringrazio molto del suo tempo, al piacere di risentirci presto allora. Grazie a voi, è sempre un piacere essere sulle onde di Radio Libertà. Un abbraccio. Grazie ancora. Adesso pausa, pubblicità e poi torniamo con Gabriella Ronza. Tra poco. Qui Parlamento. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Salve a tutti e benvenuti nella rubrica Simil Podcast Parliamo un po' di, il nostro spazio per riflettere su curiosità, argomenti culturali, filosofici, mitologici e di altro tipo, senza un topic preciso, standardizzato. Vorrei infatti che questi potessero diventare degli spazi di confronto e usare la sezione dei commenti come una vera e propria chat. Oggi in particolare porto un contenuto un po' diverso dal solito che si lega alla mia attività da giornalista. Ecco a voi 3 teorie economiche legate al mondo della moda. Per onestà intellettuale vi anticipo che sono stata ispirata da diversi video che girano ultimamente sui social su questi argomenti, ma che in parte già conoscevo queste teorie, o almeno 2 di esse, anche se non le avevo mai approfondite del tutto. È interessante notare come il costume influenzi l'economia e come l'economia influenzi il costume. Se altri argomenti simili vi interessano, ditemelo pure che li porterò sempre più spesso sul canale. Ma ora, dopo tutta questa premessa, iniziamo. Allora, una delle teorie economiche collegate alla moda più interessante è sicuramente quella dell'Hemline Index. La lunghezza delle gonne sarebbe direttamente collegabile alla crescita del PIL. Infatti si osservò che durante i periodi di crescita economica le gonne delle donne diventavano più corte. Al contrario, quando l'economia andava in crisi, le gonne si allungavano. La teoria si chiamerebbe appunto Hemline Index e si baserebbe sull'idea che in tempi di prosperità le persone siano più ottimiste, dunque osino di più e abbiano più risorse da spendere in moda e tendenze. La sicurezza economica le renderebbe libere da preconcetti, più squisitamente autentiche e spregiudicate. In tempi di recessione invece prevale un atteggiamento più prudente anche nel modo di vestire. Naturalmente questo indice non può essere comprovato scientificamente, ma effettivamente si è notato che nei ruggenti anni 20, anni appunto di crescita economica, le gonne erano più corte. A partire dal 29, con la crisi del 29 e poi la Grande Depressione, si sono allungate. Con il boom economico degli anni 60 tornano le minigonne, mentre con la crisi petrolifera degli anni 70 abbiamo le gonne midi. E le teorie che in qualche modo collegano la crescita e la decrescita economica alla moda non sono finite qui. Un'altra molto famosa è il Lipstick Index, che indicherebbe che nei periodi di difficoltà economica le donne tenderebbero a comprare più rossetti, cioè piccoli lussi accessibili anche quando non si può spendere tanto in vestiti costosi. La teoria è stata sostenuta da Leonard Lauder, che è un ex amministratore delegato di una famosa società di cosmesi.
Questa teoria darebbe in qualche modo, anzi avvallerebbe, l'idea che si può ottenere una piccola sensazione di lusso e benessere psicologico con appunto delle cifre modeste, proprio per non pesare sul bilancio familiare. In realtà si potrebbe in qualche modo collegare a una teoria più generica degli accessori. In momenti di decrescita economica le persone spenderebbero maggiormente in borse, scarpe, occhiali da sole e così via, perché naturalmente gli accessori permettono di rinnovare gli outfit anche quando questi sono più o meno gli stessi. Infine nomino l'Underwear Index, c'è un'altra idea, stavolta attribuita ad Alan Greenspan, ex presidente della Federal Reserve, secondo cui quando la vendita di biancheria intima maschile cala, questo sarebbe un segnale di recessione. Gli uomini in tempi di crisi smetterebbero quindi di comprare biancheria nuova non percependola come appunto necessaria. Ora tocca a voi, ditemi quale teoria vi piace di più e quale ritenete più veritiera, ma soprattutto ditemi se vi piace questo format, in generale sia quello del Simil Podcast, sia gli argomenti sempre diversi che vengono qui dibattuti. Io intanto vi saluto dicendovi che vi aspetto nel prossimo video. Ciao! Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Sveva, rieccoci qua alle 18:35 minuti e 46 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, noi adesso, ringraziando come sempre Gabriella Ronza per il suo intervento e la sua bellissima rubrica appunto Epos, che si muove tra l'epica e la cultura di tutti i tempi per raccontare in fondo il mondo moderno, passiamo a parlare del faccia a faccia di questa sera. Sin dalla seconda stagione di questa trasmissione, qualcuno di voi lo ricorderà molto probabilmente, ecco, sin da quella seconda stagione è stato un punto d'onore di questo programma raccontare la questione degli PFAS. Gli PFAS sono le sostanze perfluoroalchiliche, le quali sono state prodotte a partire dagli anni 70 dalla Marzotto, che aveva questo impianto a Trissino nel Veneto. Poi questo impianto è stato venduto una serie di proprietà, tra i passaggi di proprietà è finita in mano alla Miteni, da ultimo è finita in mano a un'azienda lussemburghese. Che cosa è accaduto? È accaduto che nel corso di questi anni, nel corso di questo tempo in cui la fabbrica è stata in funzione, molto materiale è percolato giù nella falda freatica. Gli PFAS, per essere chiari, non sono prodotti che si biodegradano, sono praticamente eterni. E che cosa ha fatto questo materiale? Ha inquinato, completamente inquinato, la falda freatica in una porzione di territorio che si trova tra le province di Verona, Vicenza e Padova. Il risultato finale qual è stato? Che 350.000 nostri concittadini, specialmente ragazzi, hanno subito problemi di salute, colesterolo alto, scoppio di una serie di tumori al testicolo, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema è che l'acqua contaminata dagli PFAS è stata utilizzata anche per irrigare, è stata utilizzata anche quindi per nutrire, e nutrendosi ci si è avvelenati. Allora adesso che cosa si può fare? Da anni c'è il movimento delle mamme PFAS, le mamme no PFAS, che in Veneto si batte per avere giustizia. Questo movimento è riuscito a portare i responsabili della fabbrica in tribunale e c'è stata già una sentenza di primo grado. Sentenza di primo grado che dà ragione alla protesta di questo gruppo. Però non è ancora finita. Bene, io ne ho parlato con gli amici
Luca Cecchi e con l'avvocatessa che tra poco ascolterete qui con noi, l'avvocatessa Cristina Cola, e vi lascio meditare su quello che ci siamo detti, perché vedete, qualche tempo fa noi abbiamo avuto Pino Ciociola, coraggioso inviato di Avvenire, che ci ha parlato della Terra dei Fuochi, che lui segue da anni. Ha detto: non c'è la Terra dei Fuochi, ci sono ormai le terre dei fuochi in Italia. Ecco, occuparci anche degli PFAS è qualcosa che ci serve per non perdere il segno e soprattutto per chiedere giustizia insieme ai nostri amici in Veneto. Sveva, quando sei pronta vai pure. Ok. E allora, questa sera noi torniamo su un argomento che abbiamo seguito a partire dalla seconda stagione di Zoom della nostra trasmissione. E io ritrovo con molto piacere l'amico Luca Cecchi e l'avvocato Cristina Cola, che ha rappresentato le mamme no PFAS, e li ritrovo per questa cosa che adesso vi faccio vedere, e che è questa notizia pubblicata dal Corriere della Sera nei giorni scorsi, precisamente dal Corriere della Sera nell'edizione di Vicenza. Cioè eccolo qua, dovremmo riuscire a vederlo adesso. In particolare, eccolo qui, c'è la sentenza appunto del processo PFAS, 11 condanne per totali 141 anni di carcere e 4 assoluzioni. Vicenza, la decisione della Corte d'Assise ha riguardato i manager dello stabilimento vicentino della Miteni, accusati di aver inquinato le acque di 3 province del Veneto. Parliamo di 350.000 persone tra Vicenza, Verona e Padova, pensate. In particolare ci sono state una serie di condanne e soprattutto la Miteni, che è stata riconosciuta responsabile, dovrà pagare 125.000 euro di multa, oltre a essere sottoposta a 437.000 euro di confisca. Insomma, giustizia è fatta, avvocato? Allora, al momento sì. Non dimentichiamo che è una sentenza di primo grado. Quindi è chiaramente un momento di grande soddisfazione, però ecco, appunto, è solo il primo grado e ovviamente dall'altra parte c'è uno schieramento di avvocati, eccetera, che farà il possibile nell'appello di ribaltare la sentenza. Al momento siamo veramente soddisfatti, soprattutto per aver sentito affermare la responsabilità di tutti questi dirigenti e delle loro società in solito per avvelenamento delle acque destinate al pubblico consumo, soprattutto quel capo lì, il capo A del capo di imputazione, cioè è un reato doloso, quindi sapevano cosa stavano facendo, hanno continuato a farlo, non curanti delle conseguenze per la salute delle persone e dell'ambiente. Questo è la cosa fondamentale, no? Il fatto che sia stato sanzionato e riconosciuto questo comportamento con la volontà di farlo, sì, perché il profitto era più importante. Credo che sia un segnale importante a livello locale, ma a livello nazionale, a livello europeo, perché poi noi l'abbiamo divulgata questa sentenza anche agli amici europei, è arrivata negli Stati Uniti attraverso l'avvocato Billot che si è congratulato, è arrivata in Giappone, è un segnale importante e che a noi serve perché speriamo che in futuro, prima di adottare certi comportamenti, gli imprenditori abbiano consapevolezza delle conseguenze che poi possono avere. Ecco. Luca, possiamo per favore riassumere in breve la vicenda della Miteni, che in realtà comincia negli anni 70 come Marzotto, o mi sbaglio? Sì, allora la Rimar, che era diciamo l'azienda della famiglia Marzotto, Rimar significava proprio ricerche Marzotto. Aveva cominciato a studiare questi prodotti che sembravano prodotti favolosi, fantastici, perché erano un sistema per produrre tessuti idrorepellenti.
quindi i pantaloni che non si macchiano, le tovaglie che non si macchiano, e si è sviluppata un po' questa ricerca, anche lì però con esperimenti condotti nel paese di Trissino. Sì. E ad un certo punto è successo, ricordo un episodio dove nell'asilo di fronte alla fabbrica un giorno c'è stata una fuoriuscita di gas tossici, si sono bruciati tutti gli alberi e quindi si era convenuto che la fabbrica dovesse essere spostata da quel posto. Chiaramente anche a quell'epoca gli sversamenti nelle falde venivano fatti senza nessun controllo, quindi già negli anni 60 questa cosa era iniziata. Poi la Rimar era stata condannata anche negli anni 70 per un altro sversamento, dove addirittura in alcuni paesi, Creazzo e vicini, avevano dovuto far intervenire gli autobotti dell'esercito per portare l'acqua potabile perché tutte le falde e i fiumi si erano colorati di giallo. Allora ci fu un altro tipo di sversamento, ma comunque sempre pericoloso. E la mentalità di queste persone non è cambiata nonostante i segnali di attenzione che erano stati dati a queste ditte non se ne sono mai curati, hanno continuamente fatto di tutto e di più senza nessun controllo, consapevoli, e questo è il grande problema, consapevoli di quello che stavano facendo, addirittura nascondendo le prove di quello che stava succedendo, perché l'indagine dei carabinieri del NOE ha sostanzialmente confermato che si erano fatte delle barriere di emungimento per cercare di fermare lo sversamento che c'era già in atto fine anni 90. Ma poi queste cose non vennero denunciate ad ARPA, vennero nascoste dicendo che questi pozzi erano pozzi di emungimento per il raffreddamento dei macchinari e invece erano pozzi per cercare di fermare il grosso sversamento di cui erano già a conoscenza. Non dimentichiamo che la Miteni è stata comprata da ICIG per la cifra irrisoria di €1, perché le ditte che Miteni a cui aveva richiesto un'indagine su come erano le condizioni dello sversamento, davano l'idea che per fare una bonifica a quel tempo, quindi anni 2000, ci volevano già tra i 17 e i 25 milioni di euro. E quindi questa ICIG ha comprato, credo consapevolmente, per €1, significa che sapevano che non valeva una ditta, non era una ditta che aveva un valore, però questa ICIG è una ditta che acquista le ditte che non sono, che stanno andando in fallimento, che cercano di recuperare per produrre il più possibile, guadagnare il più possibile, più in fretta possibile, e per dopo arrivare ai fallimenti. E poi dopo è stata ceduta alla Miteni. No, la Miteni la Rimar ha ceduto a Mitsubishi ed Eni, da qui l'acronimo Miteni, no? Poi Miteni, alla fine degli anni 90, è stata ceduta a ICIG, che è questa industria multinazionale con sede in Lussemburgo che acquista ditte chimiche che non versano in buone acque, diciamo, per usare un eufemismo. Avvocato, e gli amici del Lussemburgo che cosa hanno fatto per salvaguardare invece la salute di 350.000 nostri compatrioti? Assolutamente nulla. Ecco. Hanno continuato imperterriti a produrre sostanze che ben sapevano fossero dannose per la salute e andassero a finire nella falda acquifera, fino al 2018, quando poi Miteni è fallita. Io ricordo in particolare la requisitoria del pubblico ministero Blattner, adesso nel processo Miteni, che ha detto chiaramente nel 2008 c'erano tutti i presupposti per chiudere questa azienda. Doveva essere chiusa nel 2008 e invece ha continuato per altri 10 anni. Quindi la logica del profitto è stata l'unica luce che li ha guidati, non hanno avvisato le autorità
non hanno avvisato le persone e voglio mettere in evidenza un'altra cosa. Sì. Quando è venuto a testimoniare l'avvocato Gillott, che è l'avvocato che negli Stati Uniti ha seguito il caso DuPont, quindi ha ottenuto il risarcimento, è quello il primo che ha scoperchiato il pentolone sui PFAS, lui ha proprio detto chiaramente che anche nel 98, nel 99 c'erano delle riunioni periodiche delle maggiori aziende della chimica negli Stati Uniti, partecipavano anche i dirigenti della Miteni. Il maggior produttore mondiale, che era la 3M, ha proprio detto: guardate che i miei studiosi hanno verificato che queste sostanze sono pericolose e creano danni alla salute. E si riferiva proprio al PFOA e al FOS, che sono quelli trovati poi nella falda. Erano presenti i dirigenti della Miteni, i quali hanno detto: beh, se tu smetti di produrre queste sostanze, perché a quel punto 3M ha detto io non li produco più perché sono pericolose, i dirigenti della Miteni hanno rassicurato gli altri presenti dicendo che loro avrebbero incrementato la produzione. Io ero presente quando l'avvocato ha testimoniato questo, ho pensato a mio figlio nato nel 98 e mi sono trattenuta perché veramente è stato, abbiamo sentito una rabbia tutti quanti, no? Fare il collegamento che Immagino. già in quel momento lo sapevano e che avevamo figli nati proprio in quegli anni lì, che è stato veramente pesante da sentire, ecco. Per fortuna alla fine la Corte d'Assise ha riconosciuto la responsabilità, ecco. Poteva anche andare diversamente, quindi saremo qui ancora con niente in mano. Ecco, ma è chiarito che, come si dice nel gergo delle sentenze di tribunale, per quanto riconosciamo come sempre tutte le garanzie del caso trattandosi di primo grado, ma il cosiddetto nesso di causalità, cioè il legame che c'è tra lo sversamento di questi veleni nella falda freatica e le malattie che sono capitate. Ecco, verificato il fatto che si sapeva, insomma, che non era propriamente qualcosa che facesse bene alla salute, ai nostri giovani, a queste 350.000 persone, che malattie hanno causato gli PFAS? Allora, premetto che non era questo il procedimento che richiede il nesso causale tra lo sversamento e le malattie. Quindi qui si doveva dimostrare semplicemente il patema d'animo, cioè la preoccupazione subita per conseguenza della presenza di queste sostanze nel sangue delle persone e dei propri figli. Chiaro che una delle maggiori preoccupazioni legate a queste sostanze, dichiarate ufficialmente cancerogene dallo IARC, è il ventaglio di malattie che provocano. Cioè io faccio sempre il paragone con l'amianto. Poi si trovava il mesotelioma ed è il tumore causato dall'amianto, no? Sì. Nel nostro caso sono interferenti endocrini che sono alla base di tantissime malattie perché vengono letti come ormoni nel nostro sangue, nel nostro corpo e quindi creano una serie di disturbi dai più gravi, alcuni tipi di tumori, quindi tumore ai reni, tumore alle ghiandole, tumore al seno, tumore ai testicoli, eccetera, ad altri che non sono tumori ma sono altrettanto gravi, per esempio i problemi di fertilità, cioè sono cose veramente gravi in una famiglia il problema di fertilità. Poi vabbè, loro hanno presentato un po' ed è l'unico problema che hanno forse riconosciuto anche i loro consulenti ed è l'aumento del colesterolo. In realtà l'aumento del colesterolo è il primo passo di tante malattie, delle malattie cardiovascolari, no? Quindi, e infatti le ricerche hanno puntualmente dimostrato che qui c'è un aumento di tutte queste patologie. Poi problemi alla tiroide, problemi di aborti durante la gravidanza, aborti, preeclampsia, eccetera. Quindi ci sono tante malattie collegate e direi che questo è anche uno dei motivi di maggiore preoccupazione, cioè non sai quando ti attacca e dove ti attacca. Non hai modo di essere preparato. Certo. Poi vabbè, l'ipertensione, l'ipercolesterolemia, eccetera. Ma voglio dire, io stessa 2 o 3 ce li ho di questi. Luca, voi avete dovuto diventare sostanzialmente un comitato, un gruppo per poter arrivare a questa sentenza del 26 giugno scorso. Che cammino lungo è stato?
Ma allora qui deve rispondere Cristina Cola perché lei fa parte proprio di chi si è costituito parte civile. Io non sono tra i contaminati perché ho seguito come associazioni tutto lo sviluppo della vicenda e ho contribuito, diciamo, a sviscerare un po' quelle che sono state le difficoltà, le mancanze da parte delle istituzioni soprattutto, ma anche la sottovalutazione da parte della sanità di questi problemi. Sulla domanda sarebbe utile che rispondesse Cristina su questo. Avvocato, prego. Sì, in realtà a noi è successo questo, ve lo dico proprio, cioè una volta che abbiamo saputo che i nostri figli avevano queste sostanze nel sangue, la prima reazione è stata una rabbia infinita contro le istituzioni, contro i responsabili, perché fin da subito si sapeva che erano i teni, e quindi tutto questo. E il passo successivo è stato tradurre questa rabbia in qualcosa di utile. E quindi abbiamo pensato, qui c'è un'indagine penale, e poi con rinvio a giudizio, poi è nato il vero e proprio procedimento, che riguarda il nostro territorio, la nostra gente, riguarda noi sostanzialmente. In qualche modo dobbiamo cercare di farne parte per aiutare l'accusa pubblica ad arrivare a una condanna. Quindi farne parte voleva dire costituirsi parte civile, in modo da poter portare dei nostri testimoni, da poter nominare dei consulenti, da poter seguire, tra virgolette, in pista il processo. Quindi un bel gruppo di noi si è costituito parte civile a livello individuale, cioè noi non abbiamo potuto costituirci come gruppo, non abbiamo potuto fare una class action, e ci siamo costituiti come singole persone che facevano parte di questo gruppo, quindi tutti con gli stessi avvocati. E ognuna di noi ha sostenuto le proprie spese legali, come era giusto che fosse, mentre poi con l'aiuto della collettività, quindi abbiamo organizzato attività, raccolte fondi, eccetera, abbiamo pagato le consulenze. Sì. Perché queste consulenze, adesso io sto pensando per esempio alla consulenza del professor Grandjean, che è il massimo esperto mondiale di PFAS, o altre consulenze, le abbiamo finanziate attraverso queste raccolte, perché abbiamo detto che queste consulenze sono utili a tutti per poter arrivare a una sentenza di condanna. Ecco, quindi è stato un cammino difficile, lungo, con momenti di scoramento anche, devo dire la verità, perché poi ci sono i momenti in cui il gruppo tira e si va bene e l'udienza, magari torni a casa dall'udienza e hai sentito delle cose positive, e ci sono poi dei momenti in cui ci sono udienze veramente difficili. Io ricordo che qualche volta non sono riuscita a reggere fino alla fine di qualche udienza, perché sentir dire che il mio paese era il posto più contaminato, che non si sarebbe mai recuperato nulla, che la falda era persa per sempre, insomma ci sono state udienze in cui abbiamo sentito dire queste cose, era veramente pesante anche a livello emotivo, ecco. Allora adesso la domanda è possibile bonificare questa falda e porre fine a questo stillicidio di FAS? Perché faccio l'esempio per i nostri ascoltatori. Sostanzialmente voi dovete pensare al terreno sotto questa fabbrica un po' come alla cialda del caffè. Cioè, mi scuso per l'immagine un po' banale ma chiara. Cioè, sotto questa fabbrica, la cialda, diciamo così, il terreno, è tutto intriso di questi veleni che si sono accumulati dagli anni 70. Per cui ogni volta in cui piove, succede esattamente come le vostre cialde del caffè, percola. E percolando finisce giù e infetta e sporca tutta la falda freatica. E questa roba, attenzione, mi corregga se sbaglio, avvocato, non va a finire solo nell'acqua per lavarsi, per bere, per pulire, ma è anche l'acqua che viene usata nelle campagne, per il Gran Turco, per i pomodori, per molto altro. O mi sto sbagliando? No, purtroppo è così, perché mi spiace non essermi sbagliato. anche a me dispiace, perché se si è fatto qualcosa per quanto riguarda gli acquedotti, quindi sono stati messi dei filtri a carboni attivi che trattengono i FAS, eccetera,
e non si è fatto ancora nulla per quanto riguarda l'irriguo. Purtroppo lì bisognerà trovare una soluzione, perché davvero si mette in crisi la nostra agricoltura, e senza che gli agricoltori ne abbiano colpa. Cioè, questo disastro ambientale non è colpa degli Beh, agricoltori. certo. È chiaro che non danno da bere ai loro campi usando l'acqua dell'acquedotto, perché le bollette sarebbero folli. Quindi questo è un problema che rimane aperto. La bonifica della falda, secondo me, io non so se si riuscirà sinceramente, almeno la messa in sicurezza sarebbe già qualcosa. Non so se Luca è più ottimista di me, io sono un po' perplessa. Io vi dico che ero in udienza e il legale di ARPAV ha depositato documenti da cui risultava che il picco di massima contaminazione è stato ad ottobre 2023, quindi 5 anni dopo la chiusura della Miteni. Questo per dimostrare che siamo ancora lì, ancora fermi. Adesso è la sentenza di primo grado, non è che verranno dati subito i soldi della bonifica. Certo. Dopo ci sarà l'appello e poi andranno anche in Cassazione. E nel Quindi altri frattempo, 10 anni almeno. spero di no, però. Spero Speriamo di no. di no. Comunque, se posso Prego, aggiungere, Luca. il tema della bonifica, allora sono anni che si è costituito un gruppo che si chiama Conferenza dei Servizi, dove stanno lavorando il comune, la provincia, la regione e le parti in causa, cioè quindi anche gli esponenti di CIG. Però sono 3 anni, la soluzione ci sarebbe già stata per fermare, almeno fare la messa in sicurezza. Però la ditta ICIG tende a frenare su questa cosa, quando non si è proposta per arrivare a una soluzione, ma infatti nella conferenza dei servizi è presente con 3 avvocati e non con 3 tecnici, e quindi contestano un po' tutto quello che viene proposto. E il comune ha assunto, tramite una nostra indicazione, un idrogeologo molto esperto di queste cose, e lui garantiva che se si fosse voluto si sarebbe potuto fermare la fuoriuscita, cioè quindi la messa in sicurezza di questi PFAS già un paio d'anni fa, facendo una grande galleria a valle della fabbrica e mettendo una serie di pozzi di emungimento che avrebbero potuto prelevare tutta l'acqua che fuoriesce dalla Miteni. Però come sempre queste conferenze dei servizi funzionano a tempo, a scatti, non vanno avanti linearmente, proprio perché spesso e volentieri non c'è gente preparata per queste cose qua. Pochissimi sono gli esperti che sanno come fermare una fuoriuscita di un inquinamento del genere e proporre delle forme di messa in sicurezza prima, perché la bonifica è un'altra cosa. Cioè, Sì. la bonifica sarà un'impresa titanica, perché adesso io non ricordo quanti chilometri quadrati dove sono presenti i PFAS e dove continuano a proseguire, perché l'inquinamento si muove a 1,5 chilometri all'anno. Se noi guardiamo le mappe che abbiamo su internet di ARPAV, sono ferme al 2018. Quindi l'inquinamento è già andato avanti. E qua c'è un fattore che bisognerebbe forse far presente. Si è sempre pensato che le falde superficiali non andassero a contaminare le falde profonde da dove si preleva l'acqua potabile. E questo processo ha dimostrato esattamente il contrario, che alla fine nel tempo le falde superficiali vanno a contaminare le falde profonde, e quindi si tratta veramente di cambiare il paradigma per affrontare questi problemi qua. Cioè noi dobbiamo non aspettare che succedano, e questo è il grande appello che noi facciamo. Dobbiamo trovare un modo per prevenire questi inquinamenti, perché per quanti soldi ci possono dare alla regione, allo Stato, ma questo inquinamento porterà dei danni per centinaia di anni. Non c'è una cifra che può essere stabilita per arrivare a bonificare quello che è successo.
c'è bisogno di prevenzione, c'è bisogno di controlli, c'è bisogno di esperti formati sul territorio, e questo dovrebbe essere l'utilizzo di eventuali risarcimenti che saranno dati, andare a costruire una task force di prevenzione, non aspettare, controllare le fabbriche che sono possibili fonti di pressione, controllarle continuamente, metterle in sicurezza e evitare che succedano robe del genere, perché i PFAS sono inquinanti eterni, sono definiti inquinanti eterni, e quindi è necessario cambiare proprio l'approccio. E io credo che anche qui abbiamo dimostrato una cosa, che se i giudici hanno una preparazione decente sul temi ambientali si può arrivare a fermare chi non vuole rispettare le regole o non gliene importa niente di tutte le persone e l'ambiente che viene distrutto. Ecco, io credo che questo sia un messaggio che arriva da questo processo importantissimo. Decisamente. Io ho ancora 4-5 minuti e vorrei chiedervi questo, perché mi sembra che sia il convitato di pietra e varie volte nelle nostre conversazioni è sempre stato evocato. Lo Stato, le istituzioni, come hanno recepito questo primo pronunciamento dei magistrati? Cosa potrebbe succedere adesso, secondo voi? Ma io non ho sentito commenti, anzi ho sentito commenti, a dire la verità, che non mi sono piaciuti molto. Qualcuno rivendica, qualche ex ministro che rivendica il fatto di avere dato lustro alle mamme no FAS, ma però poi non è riuscito a proporre un benché minimo limite a questi prodotti, perché ricordiamo che in Italia ancora non c'è un limite, una legge che detti dei limiti rigorosi su queste sostanze. Adesso ci sarà i limiti europei che sono 100 nanogrammi per tutte le sostanze FAS, ma sono sempre troppo alti. Sono limiti dettati probabilmente ancora dalle pressioni delle industrie chimiche e non sono certamente dati per la difesa delle persone da queste cose. Non so se Cristina vuole aggiungere. Prego, avvocato. Noi ci stiamo attivando proprio in prospettiva futura, quindi io vorrei lasciare questo spazio a Luca per poter parlare delle mozioni che stiamo facendo approvare nei vari comuni delle province di Vicenza, Verona, Padova. È un segnale da parte delle amministrazioni locali di messa al bando di queste sostanze. Quindi Luca usa questi minuti per questa cosa. Prego. Sì, allora noi abbiamo costruito una mozione con esponenti politici trasversalmente, quindi non c'è una parte, ma è una cosa che noi continuiamo a ribadire, che è trasversale, quindi per tutti. Abbiamo costruito una mozione dove chiediamo ai comuni di pronunciarsi per la messa a bando di questi prodotti, anche chi non è interessato, perché questi prodotti, come sempre, possono arrivare senza preavviso, perché c'è uno sversamento di qualche industria chimica, magari un'industria che fa tessuti, un'industria che fa prodotti di vernici. Ci sono tanti usi dove questi prodotti sono utilizzati in modo pesante. E allora abbiamo costruito questa mozione, la stiamo diffondendo ai comuni non solo del Veneto, ma anche del Piemonte, della Toscana, della Lombardia, dove si chiede appunto la messa al bando di questi prodotti, a cui abbiamo anche allegato un vademecum che si chiama i 7 capisaldi per una messa al bando dei PFAS. Sono 50 fino adesso i comuni che hanno aderito, che hanno approvato trasversalmente la mozione. Il Consiglio regionale del Veneto l'ha approvata, e anche in Toscana alcuni comuni, soprattutto nella zona della Conceria, della zona di Prato, di e Pistoia, dove ci sono tante fabbriche che producono tessuti, hanno cominciato ad aderire. Ha aderito Alessandria, dove c'è la sede della ex Solvay, il cui nome nuovo non so pronunciarlo, che anche lì l'inquinamento sta diventando pesante, e questo vorrebbe essere un segnale nei confronti del governo, qualsiasi esso sia, di
fare una legge che metta al bando questi prodotti, ne vieti l'utilizzo, proprio perché ne va della salute dell'ambiente e di tutti i nostri figli, nipoti, come dicevo prima, per centinaia di anni. Ecco, Dove si questa è può la trovare? Dove la si Ma può io- scaricare? Allora, io posso inviarvela perché noi l'abbiamo inviata alle PEC di tutti i comuni, ma Sì. mi riservo di mandarla, magari via WhatsApp posso mandarla, e anche con la lista dei comuni che hanno aderito fino adesso. Molto bene, Sarà così un la documento pubblicheremo che sul è mia nostro sito. premura mandarvi. Grazie, grazie. Avvocato, per concludere, lei è una donna, è una madre, le madri portano la vita e portano la speranza. Mi dica la verità, c'è ancora speranza in questo paese? Sì, e le dico perché. Perché il giorno della sentenza, con gli striscioni fuori dal tribunale, c'era uno striscione scuole zero FAS. Cioè, se adesso questo nostro messaggio passa ai ragazzi e alle scuole, la speranza ce l'abbiamo. E allora, in bocca al lupo e grazie per quello che fate. Grazie di cuore. Grazie a lei, Grazie a arrivederci. voi e arrivederci. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao, che fai? E poi uscire insieme a lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Ti telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui. Accidenti che farò, 4 amici troverò. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Acqua azzurra, Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie a te Sveva, alle 19 quasi 13 minuti avete ascoltato Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara del 1970, che detto tra noi vogliamo dare come amara ironia appunto e anche come auspicio se volete, perché la vicenda PFAS si concluda con il ritorno all'acqua pulita per tutti e a una situazione di sicurezza per tutte le persone che vivono appunto in quest'area tra le province di Verona, Vicenza e Padova. Noi a maggior ragione auspichiamo e veramente speriamo con tutto il cuore che si possa
arrivare a una situazione di sicurezza e soprattutto si possa arrivare ad avere giustizia per tutti quelli che hanno subito danni da questi prodotti, dagli PFAS. Va bene. Allora, che ora s'è fatta? Quasi le 19:14. Io direi che possiamo fare una bella cosa a questo punto. Apriamo il telefono 0292947222 se volete essere dei nostri. Da questo momento potete commentare, insomma, lo speciale di questa sera dedicato agli PFAS, possiamo commentare anche le ultime notizie. Adesso faremo un giro, andremo a dare un'occhiata alle agenzie nazionali ed estere, vedremo un po' che cosa succede in questo nostro vasto orbe terracqueo e naturalmente racconteremo un pochettino che cosa sta accadendo in questo momento storico. Andiamo allora a vedere l'ANSA, momento che si carica, ecco qui, apriamo anche la BBC, così vediamo che cosa succede all'estero. Tra l'altro sono giornate abbastanza piene e anzi a maggior ragione vogliamo capire di questa e sapere qualcosa di questa, diciamo così, di questa telefonata. Ecco qui. Vediamo un poco, sì. Ecco. Allora, diamo questa occhiata. Questa è l'ANSA. Vladimir Putin ha detto a Donald Trump che la Russia è pronta a continuare il processo negoziale diretto con l'Ucraina dopo le 2 tornate tenute a Istanbul, ma che non rinuncerà ai suoi obiettivi, vale a dire l'eliminazione delle cause di fondo conosciute a tutti che hanno portato all'attuale situazione, una situazione di scontro acuto. Lo ha detto il consigliere del presidente russo per la politica estera, Yuri Ushakov, citato dall'agenzia Interfax. Si è conclusa quindi dopo quasi un'ora la telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump, scrive l'ANSA, durante la quale il presidente russo ha detto a quell'americano di voler continuare a cercare una soluzione negoziata al conflitto in Ucraina e che la Russia non abbandonerà i suoi sforzi per eliminare le cause di fondo del conflitto. Vladimir Putin e Donald Trump hanno discusso anche della situazione riguardante l'Iran e hanno convenuto di continuare i contatti tra di loro su questo tema. Lo riferisce l'agenzia RIA Novosti citando il Cremlino. Il Cremlino sostiene che Trump e Putin, nel corso della loro conversazione telefonica, non abbiano discusso della sospensione delle forniture di alcune armi americane all'Ucraina. Questo tema non è stato toccato, ha dichiarato Ushakov. Oggi parlerò col presidente americano e sicuramente gli suggerirò di utilizzare questo materiale per promuoverlo sul mercato americano, aveva detto Putin, citato dalla TASS visitando un'esposizione di prodotti russi. Il Financial Times, inoltre, riporta che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbe parlare domani col presidente degli Stati Uniti Donald Trump per discutere dell'improvvisa interruzione di alcune importanti forniture di armi statunitensi a Kiev. Contiamo sul sostegno continuo degli USA perché ha certi mezzi che l'Europa non ha, come i missili Patriot. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky nel corso della visita ad Araus. Presto, in questi giorni, avrò un colloquio con Donald Trump a proposito, ha aggiunto, precisando di contare anche sulla produzione locale in Ucraina. Non so se possono avere molte idee in comune, Putin e Trump sono persone diverse, ha detto Zelensky parlando della telefonata tra i due. Noi siamo pronti a incontri in ogni format, ma in Russia decide solo Putin, per questo serve un vertice al più alto livello, ha aggiunto. Stati Uniti e Ucraina, inoltre, continua ancora l'ANSA, stanno lavorando per organizzare una chiamata tra Trump e Zelensky dopo lo stop americano all'invio di alcune armi a Kiev, compresi i sistemi di difesa antiaerea, lo riporta Politico. Gli Stati Uniti stanno informando l'Ucraina oggi a Kiev, a breve verrà organizzata anche una telefonata tra Trump e Zelensky, ha dichiarato un diplomatico europeo a conoscenza della pianificazione. Gli Stati Uniti sono ancora in piena fase di definizione del modo migliore per supportare la difesa ucraina, questa rimane una priorità.
È un chiaro segnale per aumentare i nostri sforzi nel sostegno all'Ucraina, non solo a livello UE, ma a livello europeo, ha detto la Presidente di Commissione UE Ursula von der Leyen in conferenza stampa ad Aarhus, rispondendo a una domanda sullo stop alle armi che avrebbe deciso Donald Trump. Se gli USA hanno deciso così, sarà un serio ostacolo per l'UE e la NATO. Noi speriamo che la partnership con Kiev continui, ha aggiunto la Premier Mette Frederiksen, a capo della presidenza di turno dell'UE. L'Ucraina appartiene all'Unione Europea e nell'interesse sia della Danimarca che dell'Europa. Pertanto la presidenza danese dell'UE farà tutto il possibile per aiutare l'Ucraina nel suo percorso verso l'adesione all'UE, ha detto il primo ministro danese Mette Frederiksen, che ad Aarhus ha organizzato un vertice con la presidente della Commissione von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il presidente ucraino Zelensky. Dobbiamo rafforzare l'Ucraina e dobbiamo indebolire la Russia. La prima aumentando il sostegno militare, ha aggiunto. Andiamo a vedere allora che cosa dice la CNN di questo fatto, perché sulla BBC per adesso non ci sono commenti su questa telefonata, invece si sta parlando del Big Beautiful Bill, la mega finanziaria di Trump, e in questo momento in Parlamento in America, ovviamente al Campidoglio, si sta svolgendo l'ostruzionismo dei Democrat, i quali stanno facendo questa maratona oratoria per rallentare il più possibile quello che poi accadrà, mi dispiace per loro, e cioè il voto. Vediamo un po' che cos'altro c'è, se c'è qualcosa anche sulla CNN a proposito di questa telefonata. E per il momento no, non ce ne sono, non ci sono, diciamo così, aggiornamenti su questo. C'è solo ovviamente si parla essendo giustamente un'agenzia stampa americana, si parla della finanziaria americana e del sogno economico di Trump, quindi per adesso niente. Andiamo a vedere la Deutsche Welle, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa qui. Dopodiché torniamo a occuparci del nostro paese, torniamo a parlare delle agenzie italiane, anche perché la giornata è stata abbastanza calda e in particolare, no, nemmeno la Deutsche Welle ha qualcosa, e in particolare è stata giornata di alte temperature, per cui andiamo a vedere se abbiamo qualche aggiornamento. Sì, allora, ecco qua. Intanto abbiamo l'ADN Kronos che ci presenta le ultime follie a Roma. Roma a 30 all'ora, 1000 strade limitate più autovelox. In un'intervista esclusiva l'assessore alla mobilità Eugenio Patanè illustra all'ADN Kronos gli interventi del piano Marshall per la sicurezza stradale. Tagliando la velocità possiamo ridurre la mortalità sotto il 10%, riattiveremo il tutor sulla via del mare. Ecco, come al solito, anziché riparare le buche, fare percorsi migliori, rendere il traffico più fluido, cosa si fa? Rallentate e poi vi mettiamo il tutor, l'autovelox, tutto quello che c'è, e vi facciamo un mazzo tanto con le multe. Per carità, non stiamo dicendo che l'assessore sia di questa scuola di pensiero. Certamente però è strano che ogni volta in cui si parla di sistemare il traffico nelle nostre grandi città, l'unica cosa che si sappia dire è vabbè, rallentate. E se non rallentate vi facciamo il multone. E non è questo forse, io penso anche, lo dico a chi è di Milano, penso anche a Corso Buenos Aires, giusto. Avantieri vedevo un video di Silvia Sardone e c'era veramente da mettersi le mani nei capelli. Cioè, questi non fanno altro che costruire nuove piste ciclabili, restringono la carreggiata che da 4 corsie è diventata 2, e poi immaginate quando arriva l'ambulanza e c'è il traffico in coda, che cosa succede dopo. Provate a immaginare che cosa succede dopo. Io non oso immaginarlo, preferisco non farlo perché francamente mi lascia abbastanza esterrefatto, detto tra noi. Comunque, nel frattempo in Finlandia attacco con il coltello in un centro commerciale, diversi feriti, un arresto.
È accaduto a Tampere, al momento non è chiaro quante sono state le persone colpite, riferisce la polizia locale. E chi sarà questo galantuomo che ha ben pensato di fare, ben pensato, si fa per dire, che ha pensato di fare questa cosa? Sentite un po' qua. Dice la DN Kronos, attimi di terrore a Tampere, Finlandia, diverse persone accoltellate nei pressi di un centro commerciale con i media locali, precisando che una persona è stata arrestata. Tutto è avvenuto nei pressi del centro commerciale Ratina, al momento non è chiaro quante siano le persone colpite. Un comunicato della polizia precisa che la situazione non costituisce più pericolo e aggiunge che alle vittime vengono assicurati i primi soccorsi. Scopriremo da dove viene questo signore e perché l'ha fatto. Nel frattempo, qui noi siamo in una situazione che già vi anticipavo appunto grazie all'ANSA, e cioè lo Ius Scholae. Malgrado gli italiani abbiano espresso una netta bocciatura sia dell'accorciamento dei termini per la concessione della cittadinanza, il che lascia intendere che agli italiani vadano bene le norme che ci sono adesso, almeno si spera che vadano bene. Ecco, malgrado questo, Tajani ci riprova e ci riprova anche l'opposizione. E allora andiamo a vedere qui la DN Kronos che scrive: l'opposizione pronta al dialogo con Forza Italia in nome dei diritti dei bambini per una legge che acceleri la cittadinanza, che si chiami Ius Scholae, PD e Movimento 5 Stelle, così come Alleanza Verdi Sinistra e Calenda, si dicono disposti a discuterne subito in Parlamento dopo la mano tesa arrivata tramite il portavoce azzurro Raffaele Nevi, che a Repubblica ha fatto sapere che dal partito di Antonio Tajani sarebbero pronti a votare la legge con i Dem. Dal Nazareno è soprattutto l'area riformista a spingere per il dialogo. L'apertura di Forza Italia sullo Ius Scholae è una possibilità che va verificata ed esperita, non lasciata cadere. Mi auguro che dal PD e dalle forze d'opposizione, così come da quelle di maggioranza più consapevoli, possa venire attenzione e dialogo. I diritti prima di tutto, osserva il senatore Filippo Sensi. Per l'eurodeputato Giorgio Gori, l'apertura di Forza Italia sullo Ius Scholae, se perseguita con concretezza, rappresenta un positivo passo avanti che merita l'avvio di un confronto libero e costruttivo. Abbiamo bisogno di una società più giusta, inclusiva, coesa. E ancora Simona Malpezzi, bene le aperture di Forza Italia in tema di cittadinanza. Le proposte in Parlamento ci sono, ripartiamo provando a dare una possibilità a quelle bambine e bambini che sono a scuola con i nostri figli e le nostre figlie? Approviamo insieme una doverosa legge di civiltà politica. Intervengono anche Lia Quartapelle e Marianna Madia. Ottima l'apertura di Forza Italia allo Ius Scholae. Ora però si passi dalle parole ai fatti, sottolinea Madia. Tanti italiani nella sostanza aspettano solo il riconoscimento formale di questo diritto dovuto. Si restituisca così anche la giusta centralità al Parlamento. Per Quartapelle è il momento di verificare se Forza Italia fa sul serio per dare finalmente la cittadinanza ai bambini che studiano nelle nostre scuole. Per far progredire l'agenda dei diritti serve la capacità di guardare in modo comune al futuro dell'Italia. E di ottima notizia parla anche la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picerno. Ora, afferma, serve coerenza, trasformare le parole in un risultato concreto. È tempo di un confronto serio e responsabile tra tutte le forze politiche disponibili per riconoscere finalmente i diritti di ragazze e ragazzi che da anni sono parte della nostra comunità. Anche il Movimento 5 Stelle, scrive la DN Kronos, accoglie con favore l'apertura. Speriamo che non sia una chiacchiera estiva come avvenne l'anno scorso durante la calura agostana. Noi non aspettiamo altro, dice Giuseppe Conte. Come Movimento 5 Stelle, se ci parlate di Ius Scholae, è la nostra battaglia di anni e anni, su cui non abbiamo mai trovato la possibilità di confrontarci in Parlamento in modo concreto. Quindi, se davvero Forza Italia è conseguente, ci riempie il cuore. Noi non aspettiamo altro. Anzi, direi che la questione così importante è tale che potremmo pure rinunciare a un po' di ferie per ritrovarci qui e farlo subito. Non rinviamo, facciamolo subito. Disponibilità anche da Alleanza Verdi e Sinistra, se questa volta ci sarà una proposta di legge concreta
che arriverà effettivamente in Parlamento. Alleanza Verdi e Sinistra è pronta a confrontarsi nel merito, con l'obiettivo chiaro di allargare i diritti a chi vive, studia, lavora in Italia, senza esserne cittadino. È una questione di civiltà e giustizia, affermano in una nota Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, ricordando tuttavia che anche un anno fa il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani avanzò la proposta di aprire una discussione in Parlamento per arrivare all'approvazione di una legge sullo Ius Scholae. Tuttavia, di fronte ai ripetuti no della Lega e di Fratelli d'Italia, si ritirò rapidamente, trasformando l'iniziativa in un generico dibattito estivo sui giornali. Calenda parla di sostegno convinto addirittura e Tajani conferma l'apertura. Abbiamo sempre avuto una posizione molto chiara, abbiamo una proposta di legge depositata che è lo Ius Italia e che comprendeva una parte dello Ius Scholae e una parte dello Ius Sanguinis. La parte dello Ius Sanguinis il governo ha già fatto sua la nostra proposta, l'abbiamo approvata, quindi siamo a posto. Per lo Ius Scholae abbiamo una proposta che dice che si può chiedere la cittadinanza italiana dopo 10 anni di scuola conclusi con profitto. Vogliamo andare avanti in questa direzione, pronti a discutere con tutti. Crediamo che a questo milione di ragazzi che frequentano le nostre scuole debba essere data la possibilità, se lo vogliono, dopo aver studiato storia, geografia, lingua, Costituzione, educazione civica, di poter diventare cittadini italiani, ribadisce rispondendo ai giornalisti. Come se la cittadinanza fosse una cosa che si insegna a scuola o che si ottiene a scuola. Veramente, questo è svuotare proprio di significato l'essere cittadini di un paese. Pausa, ci sentiamo una canzone di Luca Carboni, Mare Mare del 1992 e a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ho comprato anche la moto, usata ma tenuta bene. Ho fatto il pieno in autostrada, prendo l'aria sulla faccia. Olè, tengo il ritmo, prendo un caffè. Lo so, questa notte ti troverò. Sono partito da Bologna con le luci della sera. Forse tu mi stai aspettando mentre io attraverso il mondo. Olè, questa notte mi porta via. Ale, questa vita mi porta via. Mi porta al mare. Ah. Mare, 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 ma che voglia di arrivare lì da te. Sto accelerando e adesso ormai ti prendo. Mare, 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 sai che ognuno c'ha il suo mare dentro al cuore, sì. E che ogni tanto gli fa sentire l'onda. Mare, 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 ma sai che ognuno c'ha i suoi sogni da inseguire. A te la linea, Antonino. Antonino, ci sei? Sì, ci sono, eccomi qua. Grazie Sveva. Allora, 0292947222, le 19:33 minuti in questo momento. Scusate, ma io mi ero perso nella dolce malinconia di questa canzone, di quella lontana estate del 1992, quando il mondo cambiava in maniera drammatica, cambiava
Cambiava in maniera inattesa, soprattutto, in maniera inattesa, con le 2 stragi di mafia, il crollo di una classe dirigente, eccetera, eccetera, eccetera. L'estate del 1992, quella che Jovanotti cantava, l'estate delle mie e delle tue vacanze. Sì, come no. Abbiamo una telefonata, pronto? Chi è là? Sono io, Antonino. Ciao sono io. Manzoni, dici tutto. Ciao, no, volevo farti una domanda, ma tu la cittadinanza canadese, come l'hai avuta? Con lo Berlusconi? No, questa è una No, domanda no. così, te la butto lì. Sì, no, ti rispondo Sì, subito. ma io la risposta la so, Questa era la domanda. La seconda domanda, il FAS, no? Sì. Chi ha inventato il FAS? Un tale si chiamava Natta, che è quello che poi ha avuto il premio Nobel perché aveva inventato il secondo che ha messo in pratica l'invenzione fatta da un inglese, ma ha inventato la plastica, ha avuto il premio Nobel. Ok, nell'arco degli anni si è capito che questi materiali sono indistruttibili, tant'è vero che nell'oceano ci sono delle isole a causa delle correnti, formate da roba di plastica che continua a galleggiare. Sono delle isole enormi, ci puoi camminare sopra, sono fatte di plastica. Allora, tutti noi usiamo la plastica e adesso ci sono, no, voglio dire, le mamme hanno ragione, ci sono delle cose che la plastica, benissimo, togliamo la plastica, non facciamola più. E allora rinunciate ad avere la plastica, rinunciate ad avere i catini di plastica, rinunciate ad avere qualunque roba fatta di plastica. Mezze macchine sono fatte di plastica. Quindi, terza domanda. Allora, c'è il crollo della cosa delle generali a Milano, benissimo. E questo dicono è colpa del caldo. È colpa del caldo perché l'acciaio si scioglie col caldo. Allora, l'acciaio si scioglie a una determinata temperatura, a meno che l'acciaio sia fatto con la Nutella. Ma scusa, ma come si fa ad andare in televisione a dire queste scemate? Gli esperti affermano che, ma dai, io mi sto incazzando a sentire queste cazzate che vengono dette, che vengono scritte. Ciao. Allora, rispondo alle 3 domande, però io ti devo una precisazione. Giulio Natta, che è l'inventore del Moplen, non c'entra niente con gli PFAS. Gli PFAS sono stati generati nel 1938, quando è stato inventato il Teflon, quindi il Moplen è dei primi anni 60, le 2 cose sono completamente separate. Vengo alla questione cittadinanza, com'è che ce l'ho? Molto semplicemente iure sanguinis, ma perché mio padre, e che Dio gliene renda merito, è andato 7 anni a rigare diritto in Canada, comportandosi bene, integrandosi nella società, non prendendo neanche un divieto di sosta negli ultimi mesi prima di andare davanti al giudice, e si è portato 2 testimoni, anche loro al di sopra di ogni sospetto, che hanno garantito per lui e per la sua correttezza. Ha alzato la mano davanti alla fotografia di Sua Maestà Elisabetta II, che al tempo regnava felicemente sul Canada, e il giudice, dopo aver accertato che lui sapesse effettivamente comprendere, parlare, scrivere e leggere l'inglese, oltre a conoscere elementi dei suoi diritti, quindi la Costituzione ed elementi della storia del Canada, allora a quel punto gli ha detto alza la mano e giura, ed è diventato e si è naturalizzato. Questo dopo 7 anni di lavoro regolare, tasse pagate, integrazione, e no andando in giro a elemosinare cose o chiedendo o per favore o barconi. Perché nessuno di quelli che quando vi raccontano noi una volta andavamo in giro per il mondo, ricordatevi che gli italiani non sono mai andati con i barconi nel mondo, e dovunque sono andati hanno dovuto dimostrare chi erano, quanti soldi avevano in tasca, dove abitavano e se avevano un lavoro a disposizione. Chi vi racconta cose diverse da queste è un bugiardo che vi sta dicendo puttanate.
Vengo all'ultima domanda, la questione delle generali. Poco da dire, gente che viene a raccontarmi che l'acciaio si piega a 40 gradi, o appunto l'acciaio è fatto di Nutella, o probabilmente gli esperti non sono così esperti, ecco. Sveva, credo ci sia un'altra telefonata, vero? Pronto? Eccomi, Michele Caruso. Uela, ciao Michele. Bonsoir, un saluto noblesse oblige, chéri mon amour. Madame, monsieur, comment ça va bien? Oh là là. Très bien, monsieur Caruso. Très Lo bien. sai che io non sono un ascoltatore qualsiasi, sono un interventista e un opinion leader to cure, Antonino Danna, in Zoom. Lo so. Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, insignito del microfono d'oro come miglior programma di infotainment della stagione scorsa sulla Radio Libertà, la talk radio per eccellenza. Vado con il Domani è un anno. Domani vedi, c'è qualcosa da festeggiare. A parte questo caldo rovente, temperature veramente assurde, micidiali per il gran caldo, anche a Roma, la città da bollino rosso, c'è questo anticiclone africano chiamato Pluto che è devastante. Anche lì nella Milano da Bè credo che non sia molto da meno. No, questo è Milano da sudare, Michele. A proposito di Mare di Luca Carboni, Ecco. mi verrebbe tanta voglia di tornare dalle nostre parti, nella bella Calabria, magari io a Isola di Caporizzuto, in provincia di Crotone, le parti di Vibo Valencia. Sì, a Vibo Valencia, Okay. sì. Dimmi tutto. Vai. Vado con il mio punto. Il punto di Michele Caruso su Radio Libertà, la talk radio. Processo per il figlio del comico, nonché altresì cofondatore ed ex leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, Ciro, è stata chiesta una condanna a 9 anni per stupro di gruppo. Così il conto che la giustizia chiede è salato: 9 anni di reclusione più l'interdizione dei pubblici uffici e dalla pubblica professione avvocatizia per la durata della pena. Il procuratore Gregorio Capazzo ha chiesto questo durante la requisitoria di avantieri per i 4 imputati del cosiddetto caso Grillo, Grillo Gate, accusa violenza sessuale di gruppo. È una ragazza che si è fatta chiamare così Silvia, anche se non è il suo vero nome, che la mattina dei fatti, il 17 luglio del 2019, era assieme alla sua migliore amica Roberta, che poi la tradì. Silvia ha raccontato di essere stata violentata prima dalla solo Corsiglia e in seguito da tutti e 4 gli altri ragazzi assieme, mentre Roberta dormiva sul divano. Ma uno dei capi di imputazione riguarda lo stesso anche Roberta, perché il gruppetto di amici ha scattato e girato immagini a sfondo sessuale accanto a lei addormentata. In un silenzio che raccontava tensione, avantieri il procuratore Capazzo, che in questo processo è pubblico ministero, prima di annunciare la richiesta della pena ha chiuso la requisitoria così: ci sono ragazzi che sono 6 coinvolti, 2 ragazze che hanno subito quello che hanno subito e 4 ragazzi che comunque vivono una situazione drammatica. Non è stato molto facile questo processo. Di solito nelle requisitorie dei grandi processi si alza la voce, si mette enfasi. Qui non è il caso di farsi travolgere dalle emozioni, siamo davanti a dei ragazzi. L'abbiamo visto piangere ieri uno di loro, è proprio così. Ciro Grillo, tutti quanti sono stati coinvolti in una vicenda più grande di loro, è chiaro che questa cosa ci dispiace. In riferimento al pianto del figlio di Beppe Grillo, che lunedì si era presentato in aula per la prima volta, aveva chiesto di voler lasciare una dichiarazione davanti ai giudici per dirsi innocente, per annunciare nel pianto appunto che a dicembre sarà papà e vorrebbe essere presente per sua figlia. Si è scritto e laureato in giurisprudenza anche per difendersi, ha spiegato, e lo ha fatto dopo il suo interrogatorio. Adesso è avvocato praticante nel frattempo. Vado a concludere, Antonino, è inutile dirlo che è un processo assai delicato questo. A prendersi la scena è stata l'avvocata della ragazza di questa figlia, è stata Giulia Bongiorno della Lega, che ha ripercorso con molta enfasi il racconto della ragazza, la prima violenza messa a verbale da Corsiglia, da pubblico ministero PM, appunto, e poi la violenza collettiva. Ha passato a setaccio le chat che sono fondamentali in questo processo e che contengono prove schiaccianti. Dunque
veramente si parla di una considerazione della donna pari a zero, lei viene definita una poco di buono, per non dire altro volgarmente, che lo era diventata soltanto dopo aver bevuto della vodka. Nel 2025 purtroppo ci sono uomini che ritengono la donna un essere inferiore, irrilevante la sua libertà e la volontà di autodeterminarsi. In questo processo emerge questa visione della donna il cui consenso vale zero. Dunque si chiede un risarcimento economico di 100.000 euro, ma soprattutto quello che porterà la condanna con sé è veramente in fieri il futuro di questi ragazzi, che non dovrebbe essere dei migliori. Un tuo commento, Antonino, sarebbe gradito. Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Michele, è una storia troppo intricata e troppo delicata anche solo per essere commentata. Lasciamo lavorare i giudici. Pronto, chi è là? C'è un'altra telefonata per caso? Un secondo, Antonino, che la collego perché c'era soltanto Sì, una grazie. linea. Sì. Pronti? Un secondo, Antonino, che c'è un problema con la linea. Sì, non ti preoccupare. Un momentino che adesso vediamo di recuperare, vediamo un po' chi è al telefono, così abbiamo tra l'altro ancora una manciata di secondi. Con la chiamata. Pronto, chi è là? Sì, sono sempre io, scusa. Dimmi. Io sono incazzato quando trasmetti questo cazzo di coglione di Catramone. Io sono incazzato quando tu invece usi la bocca in questo modo e dici queste porcate. Chiudi. Perché io non vedo per quale motivo. Poi non ti devi permettere di insultare chi chiama, visto e considerato che nessuno qui insulta chi chiama. Ma guarda che roba. Va bene, con questa fatti un po' di purgatorio, va, per un po' è meglio che non telefoni, guarda, detto tra noi, perché non è civile il modo in cui ti stai comportando. Evita. Va bene, allora noi chiudiamo qua, ci salutiamo con Marcella Bella nell'aria del 1983, grazie a tutti per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Chissà che cosa fai, ti rivedo sempre lì che mi dici che mi vuoi. La mia voglia è grande e scandalosa ormai. C'è una gatta accanto a me e non rinuncia a lei. Aria di respiro ancora sai nell'aria, ti scaccio ma ci sei. Io mi sento così male, spero solo che... Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.